Derna ha 80 anni e non sta neanche troppo bene fisicamente, ma di farsi mettere i piedi in testa dei delinquenti non ne ha nessuna voglia. Questo è un po' un esempio, ma è anche una sorta di copertina che ci induce a dire di non subire sempre passivamente le prepotenze degli altri. Questa è 8 che comincia a Rosario, adesso intanto lo metto via. E vado, mi scaldo qui che ho avanzato oggi e dopo mi faccio dell'altro. Quando vado di là, spengo la luce qua, dico vai appena, che tutte queste luci accese, no? E sono là e ho appena acceso per scaldarmi qui che ho nel piatto che non devo mangiare a mezzogiorno e parte l'allarme. Ho spento e sono venuto fuori. Chiudo la porta, devo aver acceso questo, insomma, e vedo uno appoggiato là. E va così. Al momento, ma che sei tu? Cosa fai qua dentro casa mia? È casa mia, qua perché sei io dentro, ho detto. E ora con tutte le forze che aveva perché mi faccio fatica a stare in piedi, per essere in carrozzella, mi ho appoggiato nelle maniglie e nella porta, no? A vederla sembra uno scricciolo, minuta e magrissima, ma l'energia di Giovanna Maretto la noti al primo sguardo. Il marito in casa di riposo, l'adorato figlio che non le fa mancare affetto e presenza, vive sola in questa villetta di San Vito di Vigonza. I ladri erano in due, li ha visti e affrontati, anche se a 80 anni compiuti ad agosto. Sono del leone, ci ha raccontato Fiera. I malviventi erano lì, lei si è alzata e ha preso il telefono. Io non so come abbia fatto a tenere fermo, stare là e anche qua per tenermi anche in piedi e sono riuscita a prenderlo. Questo visto, chiamo subito il 112, ho detto caro. Dunque, ho detto, ti conviene andare via perché si di assassini, farabutti, delinquenti, che ho detto, adesso non mi ricordo neanche bene. Ho detto, vergognati che sei giovane, va a lavorare, ho detto, no, viene da me che non vuoi niente, soldi non ne ho. Roba di ora non no, ma vergognati che ora che finì rovinare le famiglie, che tu non sai fare queste robe qua. Ma con una forza, senza paura, proprio non mi sentivo paura, ma sentivo soltanto coraggio, non so spiegare. L'allarme continua a suonare, i ladri fuggono, i due dentro casa, il complice all'esterno. Derna, così la chiamano, non li riconoscerebbe, ma la casa dopo il loro passaggio l'ha fotografata. Ho acceso la luce, non sapeva dove mettere i piedi, perché roba dappertutto. Butta fuori tutto. I carabinieri sono arrivati subito e con loro il figlio. Non ha voluto andare in ospedale, racconta, questa è casa sua. Qui sta cucendo i pigiami per il marito, qui continua con forza a vivere con gli amici accanto. Qui prega la Madonna e si affida a padre Leopoldo. È preoccupata per la finestra da dove sono entrati i ladri ancora rotta, ma da qui non si muove. Lei ha dormito qui queste notti, non ha paura? No, non ho paura, questo che quando che magari sento un movimento o qualcosa come che ho sentito stamattina, passa un coraggio di ferro. Insomma, meno male che c'è chi tiene sempre la linea del Piave, anche se in questo caso meglio dire la linea del Brenta, e il coraggio di Derna sarà premiato dal comune di Vigonza, infatti poi c'è stato anche tra i primi a andarla a trovare anche il parroco. Lo premieremo perché è sorprendente veramente ed è bellissima questa azione fatta, guardi, quindi non voglio anticipare niente perché altrimenti, però sicuramente premieremo questo comportamento da parte della signora. È prevalso il suo senso di madre, di nonna, di persona che si sente di riprendere qualcuno che fa qualcosa che non va. Dovremmo imparare tutti quanti molto da questa esperienza di Derna, quindi grazie a lei. Un premio al coraggio di Giovanna Maretto, nonna Derna, lo annuncia il sindaco di Vigonza dalla villetta bianca di San Vito. Con lui anche il parroco, che si reca spesso in visita per sincerarsi delle condizioni della sua precaria salute. Fino a qualche anno fa era presente dappertutto, cioè veramente faceva tutto e sempre in bicicletta, non si fermava mai per niente, insomma niente la poteva fermare. Accudiva il marito, stanno visitando tante case, ma qui proprio pensavo che non sarebbero mai venuti, invece sono stato molto anche preoccupato, no? Perché conoscendo le sue condizioni fisiche, cioè, potevano fargli del male, fare di tutto, invece
stato molto colpito dalla sua reazione. Furti continui in questa parte del territorio di Vigonza che confina con Noventa Padovana, racconta il sacerdote. Han passato quasi dappertutto, smetteranno, invece continuano e non si riesce a fermarli. È un po' preoccupato. Per forza. Cioè, le persone qui le conosco e sono tutte anche loro intimorite. Lavoro in sinergia tra carabinieri, polizia locale e comitati di controllo del vicinato contro una recrudescenza dei furti, spiega il sindaco, che invita i suoi cittadini alla solidarietà. La videosorveglianza è installata, ma la vicinanza delle persone, soprattutto nei confronti di coloro i quali si sa sono più esposti, più vicini, più deboli, è sicuramente qualcosa che dobbiamo sentire come forma di solidarietà collettiva e sociale, come un compito da parte di tutti quanti. È andata sicuramente meno bene a una rapina in una villetta a Saccolongo, dove il titolare di un locale di lap dance è stato sequestrato e rapinato da 3 malviventi. Legato mani e piedi e imbavagliato, un imprenditore padovano è stato rapinato in piena notte mentre stava rientrando nella sua abitazione a Saccolongo. Mirko Bellotti, titolare di un locale di lap dance ad Abano Terme, è stato aggredito alle spalle da 3 uomini incappucciati e armati di coltello. Lo hanno subito immobilizzato, rubandogli la borsa e costringendolo ad aprire la porta della sua abitazione all'interno del Residence Montecchia, a pochi passi dal golf club. L'uomo, legato e con il nastro adesivo sulla bocca, non è riuscito nemmeno a chiedere aiuto. È stato fatto sedere sul divano da uno dei banditi che gli è sempre rimasto accanto mentre i 2 complici salivano al piano di sopra per cercare altro denaro e gioielli. Il baccano però ha svegliato la compagna del 50enne che si è barricata in camera da letto e ha iniziato ad urlare. I banditi a questo punto hanno deciso di scappare, portando via l'incasso della serata, circa 3.000 euro, un orologio e un anello. Mirko Bellotti, quando si è liberato, ha dato subito l'allarme ai carabinieri. A loro ha fornito una descrizione dei 3 banditi. L'imprenditore ha riconosciuto l'accento dei malviventi, 2 parlavano romeno, il terzo invece sembra albanese. Poche ore dopo la rapina, gli abitanti del tranquillo residence a pochi chilometri dai Colli Ugani sono sotto shock. Una cosa brutta, ovviamente speriamo che non sia successo niente di grave a lui, ma speriamo che non ricapiti, ovviamente. Avete sentito qualcosa? No, non ho sentito niente. Con ogni probabilità Bellotti a notte fonda è stato seguito all'uscita del suo locale di lap dance. I banditi hanno agito senza esitazione, forse erano certi di poter trovare qualcosa. A questo punto la vicenda di Don Marino assume i contorni anche, diciamo così, della polizia e giudiziari, quelli che sono legati alle sue dichiarazioni. Adesso svelo io i nomi dei preti pedofili della diocesi, o in generale di pietri pedofili, questo Don Marino. Ebbene, ora vuole sapere questi nomi anche proprio la polizia stessa. Le dichiarazioni di Don Marino non sono passate di certo inosservate. Le sue accuse shock sulla presenza di preti pedofili all'interno della curia di Padova hanno scatenato le reazioni non solo della diocesi, che ha invitato l'ex parroco di Albignasego a chiarire le sue dichiarazioni, ma anche della procura, che ha formalmente aperto un'inchiesta. Don Marino, dimessosi dal suo ruolo di parroco e sospeso dalla curia che sta indagando su presunti comportamenti non conformi al celibato, aveva dichiarato di essere a conoscenza di preti pedofili e che avrebbe fatto i nomi nel caso la diocesi lo sospendesse definitivamente dal ruolo di sacerdote. I carabinieri però hanno voluto accertare le sue accuse e lo hanno sentito nei giorni scorsi. L'ex parroco, secondo quanto riportato dal Gazzettino, non avrebbe fatto i nomi dei religiosi e non avrebbe indicato i luoghi, ma ha confermato le sue pesanti accuse contro una serie di preti e di parroci. Le sue dichiarazioni sono state quindi trasmesse in procura, dove è stata aperta un'indagine. Prossimamente, dunque, Don Marino Ruggero potrebbe essere sentito anche dal magistrato. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie di cronaca e non solo dalla regione. Scena indubbiamente movimentata tra i tetti, questo a Mestre, con tanto di inseguimento di 2 piccoli rapinatori. Li hanno rincorsi, sono saliti su là, hanno cercato di scavalcare, sono riusciti a scavalcarle
e andare sopra i tetti. Chi si è trovato di fronte alla scena era incredulo. 2 minorenni rumeni in pieno giorno, poco dopo le 12, sono entrati nel negozio Apple di Viale Garibaldi a Mestre, a pochi passi dal municipio. E dopo essersi impossessati con violenza di 4 telefoni cellulari, facendo cadere a terra la persona che lavorava all'interno, sono fuggiti di corsa. Dopo aver rapinato il negozio, i ladri sono fuggiti di corsa, entrando in Calle della Testa e circondati dai poliziotti hanno pensato di fuggire arrampicandosi sul tetto. Cercavano di scappare in tutti i modi. E io sono uscita con il cane per essere più tranquilla. Uno ha cercato di entrare nel giardino di casa nostra e quando ha visto il cane è tornato dentro, non sapendo dove uscire, si è arrampicato sull'albero, si è arrampicato sui tetti, ha attraversato casa nostra ed è scappato dietro. Li ho sentiti camminare sopra i tetti perché io quando li ho visti partire verso casa mia chiaramente mi sono affacciata, cioè sono entrata e sono andata sulla parte dietro per vedere se in qualche modo potevo anche aiutare i ragazzi della polizia a bracarli nel giardino nostro. Un incrocio tra un gatto e una gazza ladra proprio, cioè velocissimi e con una facilità di arrampicata pazzesca. A quel punto la polizia ha fatto alzare in volo un elicottero e li hanno presi in poco tempo all'altezza di Via Spalti. Non è una scena che si vive per fortuna tutti i giorni, quindi un pochino sì. Un po' di preoccupazione c'era e soprattutto la preoccupazione che magari potessero non prenderli e quindi ti devi comunque vedere ancora di più le spalle in questo periodo. C'è un po' troppo movimento da questo punto di vista. Poco dopo gli agenti, continuando a perlustrare i tetti, hanno anche ritrovato la refurtiva. I ragazzi sono stati arrestati e portati in questura. Per quanto riguarda invece il no al referendum, la consulta insomma ha dato una frenata notevole alle ambizioni delle regioni che avrebbero voluto, di concerto soprattutto con la Lega, avrebbero voluto portare la legge elettorale decisamente verso il maggioritario. Tutto questo è stato frenato, restano solo le polemiche. È un favore ai partiti di maggioranza, è un favore a chi non vuole mai andare ad ascoltare i cittadini, è un favore a chi ha paura del giudizio dei cittadini. Ci dispiace, partiremo con ulteriori iniziative per dare una legge elettorale nazionale che sia garanzia di maggioranze solide. Usa parole dure e rilancia il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti. Proprio Palazzo Ferrofini del Resto era stata la prima assemblea di regioni in Italia a sostenere la proposta di referendum per l'abrogazione del sistema elettorale proporzionale. Poi erano arrivate altre 8 regioni a guida centrodestra, una corazzata che è andata a sbattere contro il pronunciamento della Corte Costituzionale. Il quesito intendeva trasformare l'attuale sistema in un maggioritario puro, come accade in Gran Bretagna, ma i collegi in Italia vanno disegnati ex novo e quindi la legge elettorale non sarebbe stata immediatamente applicabile. Da qui lo stop del giudice supremo. È una vergogna il vecchio sistema che si difende, ha tuonato Salvini, cui si sono subito uniti i colonnelli locali. Il problema è che si è persa una grossissima occasione di democrazia, al contrario di quanto dicono certe forze politiche, perché noi sappiamo che la Gran Bretagna da sempre ha questa legge elettorale e sappiamo che è una delle migliori democrazie al mondo. Ma è l'intero centrodestra a ribellarsi. Purtroppo era prevedibile perché questa è una consulta molto politicizzata, diciamo che non disturbano il manovratore. Il manovratore vuole tornare alla proporzionale perché è la legge che può mettere il Parlamento nel ricatto continuo. La maggioranza romana, opposizione a Venezia, applaude invece alla consulta. Di una bella giornata ha parlato il ministro veneto per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che rilancia il proporzionale con sbarramento al 5%. Per i colleghi del PD la questione elettorale va risolta a Roma. È compito del Parlamento trovare la soluzione più coerente per dare stabilità e rappresentatività all'interno del Parlamento stesso. Per i Dem in regione la bocciatura del quesito è uno scampato pericolo, ma anche una brutta pagina politica per il Veneto. Dispiace che il Consiglio regionale del Veneto si sia piegato a questa operazione che è stato un grande bluff. Evidentemente quella proposta di referendum avrebbe proposto una legge da Bulgaria, ma da Bulgaria quando c'era ancora il muro di Berlino. Oggi si celebra Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, e proprio a lui, ma non solo a lui, anche i politici, si rivolgono quegli allevatori che vedono in pericolo il loro lavoro e i loro animali a causa del lupo.
La leggenda vuole che nella notte di Sant'Antonio Abate gli animali nelle stalle acquisiscano magicamente la facoltà di parlare fra di loro. Ma attenzione, agli umani non è consentito sentire cosa si dicono, anche perché chissà cosa avrebbero da dire gli animali nelle stalle venete della situazione legata alla presenza dei lupi nella montagna della nostra regione. Ne parliamo con Pietro Guderzo, presidente mandamentale della Coldiretti di Bassano del Grappa. Pietro, qual è la situazione dei lupi a questo punto? La situazione dei lupi si fa sempre più critica, è un problema che riguarda sia l'altopiano che la zona del Grappa e questo sta facendo fuggire i nostri allevatori. E c'è appunto il rischio concreto che molte malghe rimangano chiuse nella prossima stagione estiva proprio a causa della presenza dei lupi. Molto probabile, perché questo problema causa dei grossi danni economici, ma oltre a questi ci sono anche dei danni morali, perché dietro il tesserino, dietro la matricola di ogni animale c'è una storia, c'è una genealogia da portare avanti, e quando vedi che un tuo animale che con tanta fatica è cresciuto e hai portato a un'età adulta viene poi sbranato anche in maniera abbastanza macabra, ti fa pensare. A questo punto viene da chiedersi quali siano le soluzioni più incisive. Già da qualche anno abbiamo messo in campo un'assistenza tecnica per gli allevatori per tentare di difendersi in qualche modo dai lupi con delle difese passive. E qualche risultato si è portato a casa, però ormai i numeri sono talmente grandi che è diventata una lotta impari. Qui la palla deve passare in mano alla regione e al ministero. Quindi in attesa di un intervento da parte delle istituzioni non possiamo che affidarci a Sant'Antonio Abate. Più di qualche agricoltore, qualche preghiera penso che ieri l'abbia devota a Sant'Antonio Abate. Speriamo che oltre al santo ci sia anche la politica che ci ascolti. La squadra mobile di Venezia si è data piuttosto da fare. Oggi è scoperto anche un giro di prostituzione all'interno di 2 locali notturni a San Donà e a Quarto d'Altino. Noi siamo partiti sostanzialmente da un esposto anonimo che ci è arrivato qui alla squadra mobile in questura, e dopodiché ovviamente abbiamo sviluppato un'attività di indagine sia con i metodi tradizionali che si basano sull'osservazione e sull'appostamento, ma è stata necessaria anche un'attività tecnica di intercettazione che ha permesso di corroborare da un punto di vista probatorio l'ipotesi accusatoria che abbiamo sostenuto, coordinati in questo ovviamente dalla Procura della Repubblica di Venezia. Un esposto anonimo particolareggiato ha fatto dunque scattare le indagini della squadra mobile durate alcuni mesi, che hanno portato a scoprire una fiorente attività di prostituzione all'interno di 2 locali notturni, l'Arabesca di San Donà di Piave e il Game Over di Quarto d'Altino, gestiti dai fratelli Vendramello di Jesolo, Matteo di 40 anni, Federico di 44, arrestati e portati in carcere. Agivano insieme ad altri 3 ora agli arresti domiciliari. Micaela Ovila, 35enne residente a Jesolo con competenze logistiche, Lorenzo Borga, 70enne di San Donà di Piave e Ugo Bozza, 66enne di Portogruaro. L'accusa è di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tutto si basava su quello che era il vantaggio economico, appunto, come ha detto lei bene, patrimoniale, per cui non si è registrata alcuna necessità di intervenire sulla volontà delle ragazze, erano tutte d'accordo sotto questo aspetto. Una cinquantina in tutto le ragazze coinvolte originarie dell'Est tra i 18 e i 35 anni. Svariata la clientela, dai giovani ai meno giovani, come svariate le possibilità di consumare il rapporto. Da quello meno costoso, 150 euro per mezz'ora prima di entrare nel privé all'interno, ad altri più costosi uscendo dal locale. In albergo con tariffe fino a 500 euro o in casa per l'intera notte con cifre che potevano arrivare anche a 1500 euro. Per assicurarsi questo tipo di prestazione, gli interessati contattavano telefonicamente i gestori dei locali e concordavano tempi e modi. Alcuni pagavano con carta di credito, per questo le ragazze erano fornite di POS. I guadagni venivano poi divisi con i titolari con percentuale tra 50 e 70. E ora una pausa, poi parliamo anche dei fondi per il maltempo. Il premier Conte con un tweet
ha voluto far presente di aver mantenuto una promessa con l'acqua grande, per esempio di novembre a Venezia, il litorale devastato, le frane in montagna. Il Twitter di Conte dice via libera del Consiglio dei Ministri a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo di novembre, tra queste il Veneto, al quale saranno destinati 40 milioni, ha ribadito il ministro dei rapporti per il Parlamento Federico D'Incà. Il commento del governatore Zaia: il sistema protezione civile conferma ancora una volta tutta la sua efficienza. Ringrazio il capo dipartimento Angelo Borrelli che, dopo aver garantito la sua presenza sul campo nei giorni più duri, come già per Vaia, ha creato tutte le condizioni affinché il Veneto sia sostenuto nella ripresa dopo i gravi danni del maltempo e delle mareggiate di questo autunno con stanziamenti governativi. È proprio di noi veneti non perdersi d'animo, reagire subito alle disgrazie, rimboccandosi le maniche, senza sapere quale sarà il contributo a livello centrale. Ma quando questo arriva, dice Zaia, sappiamo essere grati e dimostrare da subito che non va sprecato. E non bisogna mai sprecare quello che arriva dalla cosa pubblica, anche semplicemente, per esempio, nel conservare quei materiali che servono stagionalmente per degli spettacoli, come accade per Opera Estate di Bassano. Eccole qui le gradinate che ospitano il pubblico di Opera Estate, costate centinaia di migliaia di euro ai bassanesi per essere montate e rismontate in occasione della principale manifestazione culturale della città di Bassano. Eppure, come potete vedere dalle immagini, molte di queste strutture in metallo e in legno giacciono esposte alle intemperie da mesi e mesi in un'area deposito della zona dell'ospedale San Bassiano. Come se si trattasse di materiale usa e getta e non di costose strutture da dover rimontare in perfetta efficienza l'anno successivo o per altre occasioni. Come se queste strutture non si ossidassero se di metallo o non andassero incontro a marcescenza nel caso del legno, senza contare anche che, essendo materiale costoso, non appare esattamente protetto come l'oro di Fornox. Chi si dovrebbe occupare di preservare al meglio queste strutture? Sicuramente la SIS si occupa di montarle e rismontarle, ma non c'è dubbio che il controllo finale spetta proprio al comune di Bassano. Quindi noi non possiamo che chiedere lumi al sindaco Elena Pavan, anche in virtù del fatto che a parole si è sempre espressa per un rilancio di Opera Estate, oppure all'assessore alla cultura, a cui la manifestazione Opera Estate fa capo, che ancora una volta è sempre lo stesso sindaco Elena Pavan. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.